Buonasera, a nome degli alpini resiani porgo il più cordiale benvenuto a tutti i presenti, alle autorità, ai resiani, ai non resiani e in particolare ai nostri fratelli alpini di Monticino Sera, Brescia, e Modigliana, Forlì Cesena. Abbiamo anche amici da lontano. Come ogni anno, domani in Serra Sagata renderemo onore ai caduti della valle di tutte le guerre, mentre stasera ricorderemo in modo particolare quelli coinvolti nell'affondamento del piroscafo Galilea. Ci siamo proposti di riportare alla memoria quel tragico episodio perché abbiamo percepito che molti ne hanno poca conoscenza. Inoltre, la nostra comunità fu tra le più coinvolte in questa disgrazia. Proviamo a immaginare cosa possa aver significato per una piccola comunità come Resia perdere in una notte sola 10 giovani vite. Sì, perché su quel piroscafo, che avrebbe dovuto riportare gli alpini del battaglione Gemone in patria, c'erano 13 alpini resiani. Purtroppo ne tornarono solo 3. Bene, non mi dilungo oltre. Abbiamo voluto con noi lo storico Guido Viani Fulvio, che ci narrerà come premessa i fatti bellici della campagna greco-albanese e poi più nel dettaglio la cronaca dell'affondamento del Galilea. Ora passo la parola al capogruppo Massimo Compassi per un breve saluto. Sono profondamente commosso a vedere quanta gente c'è stasera. Siete magnifici.